Ma sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la roda, la roda, la roda, la gira. Gira la roda, la roda, la roda, la gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Ben ritrovati amici telespettatori di Canal Furlan, quarta puntata di Ostarie TV, la nostra trasmissione itinerante, se anche mocca alla cantinute dal Borg, proprio dal Cur Pulsan di Dudin, per contare anche una trasmissione sui Furlans che è sporting, la loro originalità anche fuori dai confini dai mus, insomma, da cittadine, dal capoluogo, da capitale, dal Friuli. E allora, come si dice in Chiscas, PASI Licenglis, perché che stempa scominciare, e Giovanni come ci suonerà la sua introduzione. Prego. Delicate conquiste musiche di Giovanni Grison. Queste sere dai Led Zeppelin. Sì, è dura di ma dico un po' di valore ai nostri musicisti, no? Quindi essi si piasterà. Capiva, dici che queste di Giovanni Grison. Allora, oltre al mio Sodal che è già intervenuto, che è Mauro Missana, ho vinto due ospiti anche queste sere di qualità, Andrea Tomasin e che l'altro gli fa presentare Mauro Missana. Max Potter, Saresadisi, Massimiliano Deliso, che tra l'altro è un scrittore bravo, qualcuno lo ha scuvirgiuto, è stato uno dei prince a partire con i blog e lo ha fatto proprio ai grandi, plasinte e tante in tutta Italia, con queste sue storie qualche volta crude, ironiche, che chiappino dentro che le realtà, ma in la calettante di appunto Massimiliano Deliso. Le domande gli facciamo a lui, troppisa di autobiografiche in queste storie. Sono un gruppo bukowskiane. Sì, ma non è, in realtà io non sono stato un gran lettore di Bukowski, non è mai letto un Bukowski, però in FS vivi in Friuli è differente dal resto d'Italia, in realtà tan bukowskiani in realtà, no? Quindi vivi in certe situazioni che possono ricordare in realtà la vita che Bukowski poteva fare ai teams. Quindi fondamentalmente Samen bukowskiani sono tantissimi autobiografici e cercare in realtà di quel che capita, di quel che cercare. Mi rifaccio sempre alle interviste, alle in cui cercare, a te, a lui, a Duce, capite? Quindi funziona un po' così. E secondo me la realtà come scenari è assolutamente simile a che poteva vivere Bukowski quando lavorava in queste e viveva la vita che faceva. Ecco, esatto, perché no duce sa anche Bukowski lavorava in queste, il scrittore Charles Bukowski lavorava in queste, infatti l'ha scritto al Via Libri, che è Post Office, un gruppo ironico anche su quanto è arrivate lì despuestis. Duce, Max, un'altra roba che è importante, quali sono i riferimenti letterari, tu hai letto tanto non, tu hai scritto altrettante e tra l'altro tu sei stato uno dei primi a esplorare le possibilità di rete. Sì, questo è vero, tra l'altro su consiglio da una invece professoressa di inglese che era internet dipendente, ma di che era queste possibilità di comunicazione, quindi tu potevi scrivere questi conti brevi che in Italia 90 anni di moda, negli Stati Uniti ad esempio sì, tantissimi, mi viene in Talciaf David Foster Wallace, no? Che scriveva libri di 1200 pagine, che sono 1200 conti, quindi funzionano in così, non esattamente, mi viene in Talciaf Infinite Jest, per dire uno. Fondamentalmente le un po' così, è stato bello scommesso in questa maniera qua. Dopo mi piace comunque
rapporti con la intanto, fai anche striding che mi fa come usgnot, o se no comunque per se tu hai un'immediatezza dai riscontri, così, no? È come, io non è che vedi, mi preseve Calvino, mi preseve un scrittore inglese che si chiama Jerome Cacca Jerome, che le famose parterone in barca, però scritto anche a tanti altri robis. Ecco, Calvino ce non mai, anche perché non l'ho cogliati tanto, forse l'ironia che sì. Il surrealismo in realtà, mi piaceva tantissimo, anche se io, mi è piaciuto tantissimo il suo romanzo d'esordio, Il sentiero di Ragno, mi ha colpito, poi di che lui è attaccato a scrivere in tutte altre maniere. Hai studiato a scuola Il sentiero di Ragno? Probabilmente sì. E niente, Calvino è stato un riferimento dal punto di vista proprio tecnico probabilmente, anche se io no, sinceramente scrivi di panza, per cui non è che mi interessa di tantissimo. Calvino, anche Pavese, Primo Levi per esempio, che secondo me è il più grande scrittore italiano per che scrive. Tu sappi qualsiasi frase di una conte di Levi e poesie pure, no? Quindi lo dice anche McHugh, ha detto che roba qua, pensi tu, una serie in televisione ha detto che secondo lui Primo Levi è il più grande scrittore in assoluto al mondo di lui, no? Quindi in Italia vi tantissimi riferimenti fondamentalmente e come scrittore mi piaceva Jerome, mi piace tantissimo Chuck Palahniuk ad esempio, sì, Nuova Guinea, insomma. Un po' sì, però anche Pavese, i vecchi italiani che sì, mi piace tantissimo. Insomma, E Furlans? Ma a me piaceva, ecco, anche di solito in quinti tendenze, mi piaceva tantissimo il scrittore di Ponte di Zin. Mi viene incredibile, Sgorlon, che tra l'altro vive negli stessi medici che lui, quindi lo vedevo ogni tanto. E lui mi è piaciuto tantissimo, secondo me era veramente un gran scrittore, anche se non sai a livello idealistico si distanza, anche come idea da scrittura, però secondo me per dire il Vento del Vigneto è un grandissimo libro, cioè veramente eccezionale. E insomma, purtroppo è difficile, Pasolini chiaramente, però senza perché ormai è come i Kudumars. Però se tu mi domandi ti dici Sgorlon, cioè Sgorlon a me piace veramente tantissimo, cioè veramente un gran scrittore, secondo me sottovalutato, dici la verità. Ecco, insomma, conduce Calamendut, sottovalutato fino a un certo punto. Ecco, Mauro Tonino, che è collega scrittura, voleva farti una domanda. Sì, allora, hai fatto anche a Nicola Schert, qual è il tuo mole? Perché pensi che ogni scrittore ha un suo percorso. Nessuno è come Caldi, giustamente, Mauro mi sa. Che altri giorni è venuto un film che si chiama, non mi dici più i titoli da Robby, scherzali, non c'è io? E io l'età, non sto proprio... hanno domandato a un scrittore, definire me scrittore un po' insomma eufemistico, ma comunque anche paradossale. Ma Wonder Boy si chiama il film, è scritto ma perché tu scrivi sempre così tanto? Io scrivo se non arrivi a fare di manco. Fondamentalmente funziona un po' così anche per me, quando io vedo di altri, mi capi di altri su set altri, e a me di robi grotteschi scapiti in tantissimi voci, è proprio una roba incredibile. Se sono scritto fortunato. No, forse se svaccieri, sì. Io penso che cazzo di farsi, tante volte si cerca del Furlan per dire, come delle persone si arrade magari che no, in realtà non è così, non funziona così. Lei è un substrato di Zinta al Friuli e la personalità del Furlan che è completamente differente e assolutamente divertente. Tanta maniera di vivere la vita, di interpretare la vita, no? Hai un certo disincanto, che le Sgarfai, Cirilli, Robbi. E che è divertente, se tu arrivi a lavorare tantissimo su tanti robis che così a di subito non tu arrivi a capire. Però dopo planca planco dici tu, l'anno sotto tu gratis, tu scherzi. Gratta. Ecco, e tu vinci. E tu vinci su una canzone dal maestro Giovanni Grisan, il Don, diciamo che lo clama qualchedun, che non fa su un'altra canzone, dentro questo programma, bien, meraviglioso, si chiama Osteria TV. Prego, un applauso a Giovannin.
L'ultima domanda che faccio a Massimiliano Lecchis. Durante i mondiali di ballon, che stanno dal 2014, tu facevi sempre una sorta di critiche sportive a molto che però erano tan seguite perché proprio te eri ironiche, spiritose e soprattutto dicevi la verità. Questo è l'argomento. Sì, è una roba divertente che lì, no? Quindi ecco, anche lì è una maniera di Viciase, vedevi la partita. Più che altro nasavi l'umore da in, no? Vedevi che ridevi tantissimo. Tanto io pensavi che lei pensavi che se di furdiciafi, io pensavi che ridevi di Besolcia a lanciase e pensavi a tutti questi robi scappi, li critichi a Ballotelli, il bar, comunque funziona, anche la squadra che avevi. Con l'Italia che avevi era facile sbarare quattro cazzati, se sì la verità. No, più che altro si impegnava in loro. Sì. Ecco, vorrei farlo anche per l'Udinese, per dire, perché anche lì lo hai fatto, no? C'ha grandi tramazioni come dal Dave Gunn, ma queste somiglianze, no? Un po' con Dave Gunn. Però insomma, sì, lì è un po' più di sofferenza, no? Perché magari tu ci un po' di più. No, mi piaceva tantissimo, ecco, mi venni immediatis. Sì, prima da spinte, no? Che tu hai. Quindi non nessune spinte, ti vendi ready to scrivi, secondo. E dopo però tu svoe, perché i blog una volta erano una belle robe? Perché tu avevi immediatamente un riscontro, cioè lei commentava immediatamente se che tu scrivevi tu e tu capivi se tu sapevi se la strada è giusta, no? Di fa. Cioè, se robe un po', conti che tu hai anche tu, che lì eri pubblicati su Facebook, eri brevi, insomma. Anche lì però tu avessi un riscontro immediato, appunto il pitch, il successo che ha avuto, no? Sì, anche perché ti richiappavi in tanti. Ecco, Mauro, vin cognosci di Don Gianni Io disarei di sì. Allora vin Andrea Tomasin. Tomasin sicuramente Furlan, affezionato al Furlan, il corrabore con radios locali, vicino alle filologiche, quindi disin il Furlan per te è una roba significativa. E non sai che ti modi più di te. È il pan quotidiano da me vita ormai il Furlan. Come affermazione. hai passato un anno da me vita a Onde, facendo il puesto di una maternità, come ho collaborato anche con Max e l'altro collega al Talpa in una trasmissione che faceva in Arcus di sera e si divertì a fare un divertimento per noi e speriamo di farlo anche per gli altri. Prima di tutto per noi speriamo di comunicare queste robe anche agli altri, se non grum di irriverenze e senza masse pei sulle lenghe, che hanno tocchiato ignarsi, scuviarsi delle società, ecco. Ecco, io resterei sempre sul Furlan. Sicuramente i giovani che stanno in Furlan e seguiscono il Furlan e danno una speranza che le lingue resterà vive. Secondo te il Furlan, voi, io tutti in senso generale come territori, per voi giovani c'è al di fa, cioè c'è risposta alla di Daus, o voi c'è veso voi di la Ciri? Secondo me i Furlans da mia generazione avresti di chiappare più consapevolezza nel senso di chiappare in man le situazioni, nel senso che il Furlan al vento prat di tanti Furlans giovani e quindi alle just secondo me là in denant così andè anche pagine furlanis che magari a chiappi in giro il Furlan disin calbè o comunque sui stereotipi dei Furlans, ma comunque disin da ora dal chiappassi dal no di serios andè una quantità incredibile di persone che seguissero questi pagine e quindi è un'evoe secondo me di furlanetate e qualcuno là di incanalare o comunque di comunicare queste voci e in qualche maniera di rendi partecipe sempre più le popolazioni. Andrea, ci sei queste voi di Furlan, ecco, noi vengono le differenze di Tata Alte, Iotta e Mauro, eppure tu sei scarampang ormai, ma a parte lì insomma che è un dato anagrafiche, ma non sai, per un periodo il Furlan non le l'ha di moda, in realtà è una lingua come che altre, che non l'ultante neanche per capirlo. Ecco, io vi ho che tu lo senti dentro, tu viste in modernità, tu sei stato circolo da Instagrammers che pubblichi le foto in rete, e tu fai fotografie per tante manifestazioni importanti, cioè tu vivi te stesso in questi territori doprante anche le tue lingue. Beh, claro, perché fa parte della mia personalità, nel senso che l'hai sempre travagliata a casa, l'hai sempre conosciuta, hai sempre avuto voglia di approfondire le faccende, le storie dal Furlan
e quindi mi sa me giusto doprarlo, così come cadopri però anche che sa altre lingue, italiano, l'inglese o queste altre robe, cioè l'uviot come una forma di espressione da mia personalità e pensi che più di qualcuno ripete a Ludopredi in queste maniere. Prima di fare altre domande, io sticciare i nostri musicisti, anche perché avrei svoglio di sapere un po' di più di Giovanni Grisò. Allora, prima le musiche delicate erano le frutte che cantava da le biele frutte da una telecamere che erano coinvolte da tua musica. Allora, i tuoi musicisti ispiratori innanzitutto? Domanda difficilissima, perfetto. Tanta roba perché io passo dal reggae al soul, al pop, al rock. Il sole e la plo, Soprattutto sole, pioggia, luna e fuori, no? Tutto un casino, in realtà a me piace la musica in generale, no? Ed è difficile anche perché adesso io suono in 3, 4, forse 5 gruppi e ogni gruppo ha una filosofia di vita diciamo diversa. Senti, ci fai una strimpellata di una canzone, non so, remixata da te in friulano? Su una strimpellata proprio te non Ma comunque se vuoi io strimpello e Andrea canta. Ok. Bene, dai. Andrea, te lo accompagni? Microfono. Fa Furlan, così, non sai. Io La bielda diretta, No, la solita. No, le solite. Sono cantato. Vai, tu puoi repare. E o lei in poesies o sinca e fazendo tutto o sinca e si registra Brava Andrea Tomasini, un futuro come rockstar di lusso. Ecco, io vorrei fare una domanda finale dopo ovvia anche al nostro Max Potter, Massimiliano Deliso. Ecco, tu oltre che a scrivi contest, tu fai il critico cinematografico e teatrale per una rivista che si chiama Panorama. E all'idea di che insomma tu hai seguito tutti i festival che conti, specialmente nei nostri territori. Come si sta movente anche a livello cinematografico, le regioni si dispui cinematografiche da Stato italiano? È vero, tra l'altro penso che 4D in televisione come stanno andando tutti i film di Damiano Damiani per dire che è un grandissimo di Furlan, anche lì sottovalutatissimi. I pasiani di Pordenone. E che si muove tanto, anche grazie al dopolavoro ferroviario, l'ex dopolavoro ferroviario che sta facendo festival straordinari che è il Paris, ma anche con tantissime iniziative, proiezioni particolari, di film, anche in lingua originale, perché bisogna anche vedere di che roba lì, no? Sono film in bianco e neri, dopo sono le lezioni di anatomia del cinema, no? Che vengono in Udis, a cadenze mensili, e sono robe importanti perché lei intanto di imparare di un film. Cioè, in realtà il cinema è emotività, ma le anche ovviamente grandissime culture, con il senso bisogna anche sapere c'è là un film. Qualche punto di vista capito, tanti volte siamo che viene girato un film, se che rappresenta anche, no? Al di complesso, quindi le grandissime fotografie ovviamente, gli sprovvisatoriali, la regia è importantissima, che ti conta una storia. E queste robe le importanti, quindi imparare a vedere se che tu devi capire, no? Tante volte è difficile, non sai, si cercava tantissimi di Woody Allen è stato per studiare tantissimo ultimamente, i vecchi film, come l'ha lato in bacio anche lui, però specialmente come dire in Europa fa di che puttanadis che non c'è veramente difficile, no? di catalogare il cinema come, però studiando invece i Robis o anche Stanley Kubrick, no? E sono robe importanti, secondo me il cinema bisogna vivere in una certe maniere ed è importante se farlo così. Qua in Friuli si muove tantissimo, prima a leve di mettere Bellina per dire che presta il Matteo Leotto per esempio, che mi fu ultimamente, che è il regista Gorizian, anche come attore, c'è una grande scuola di attori, c'è l'Accademia Nico Pepe che bene non male ti butta fuori. Quindi in realtà in Friuli è una grandissima, a Gorizia del premio Amidei ad esempio. Cinema Zero di Pordenone, il Festival di Trieste. In Friuli in realtà appunto si infortunazza da quel punto di vista lì. Purtroppo
vivono ai margini, quindi vi in grandissime difficoltà a fare robis. Le difficili si producono, perché stanno lontano di Roma e purtroppo non ti calcoli tantissimo. D'altronde, da Ghigo dell'Udinese 3 di mattina, le previsioni del team dicono che Caplov invece le sorelle, lo so capire che è un po' più difficile, no? Si non è immarginata che quando sta lì, però come dice sempre che è un grandissimo fermento intellettuale e culturale dal punto di vista teatrale, dal punto di vista cinematografico e anche musicale. No, questa voglio domandare al nostro a meno, si chiacchiera tanti di Furlan e sente al cur pulsanti tutti come dite prima e le queste chiacchierate venete, no? L'Udinese, no? Che si è misturata al costo dai Heinz e di poi capita magari a qualche don che non capisce, dirà in centro Udin e si intende qualche don che dice ma te che l'ho visto, te che l'ho fatto. Ma non si arriva a sbordonare bene e fa capire che le muraglie si sono colate e bisogna partire avanti al Furlan anche ad Udin, che è la capitale del Friuli. Beh, lì è sono problemi che vengono fuori di qualche secolo, che tante inta si sente a squen dicendo prachist misclicciot di Venit per sentirsi un po' più parzore di che altri, di solito è sempre stato così. Per verità, tal me viodi dicono che l'Udinese sta veramente sta morendo tanto più che il Furlan. Nel senso che veramente era sul binario di chiusura. È diventato italiano standard e il Furlan invece sta chiappando sempre più pisa anche tra quelli che hanno vissuto, che vivono a Udin. Ecco, una domanda, è il Furlan in un contesto di globalizzazione, come diceva Pasolini, di omologazione, ha un valore, è il chiattale proprio di dis e portare in denaro? Chiaramente a tabai per me a l'UE, nel senso che il Furlan possiede un'eme armi in più, un modo di via del mondo e di rendisi conto di ciò che so e ciò che per sicuro diventerai. Non sai c'è che può sia di parcheggiatri, onestamente. Spero che sia di un sistema per rendersi conti, una consapevolezza dal proprio territorio. Ripeto, però il problema non è tanto che dal rendersi conto, il problema è comunicare che gli altri, fa capire a chi che a tabai in partaglian che per noi il Furlan è comunque algo di importante, non è dome. Non è un elenco che sta per morire, ma è un elenco che vi invoglia di doprare sempre di più e perché no ci ridi di insegnarlo anche a chi che non lo tabai, farlo conosci perché il calvale, perché il capo rindi anche a di che altri. Ecco, io farei un'ultima domanda al nostro musicista prima che le so smanse le di sugli sguardi. Ecco, però io voglio ricordare una roba importante che non si disegna, insomma, che si invia per feste, c'è che chi è l'ultima trasmissione l'ultima puntata che cade dal 2000, anche se la quarta Mauro, ma è l'ultima puntata dal 2014, così che siamo, come si dice, a cavallo tra Natale e Capodanno. Ecco, allora, visto che a lei è qualificato come don, quindi al Varentiesi dal punto di vista spagnolo piuttosto esuberante, però è un po' timido. Sì. Dai tuoi programmi un domani, un percorso anche cantautoral? Diciamo che sarebbe bellissimo secondo me. Dovrei solo vincere la paura di uscire dalla mia camera con la chitarra e suonare davanti alle persone. Allora è dal 2015. Esatto, ecco sì, dai, secondo me si può fare. Si spronda, Sì. Sì, anche perché la CAI non staria, io te la Jesù da chiamare senza bisogno. E dopo Mauro va detto che col Vendi Sandro si chiariga anche i musicisti. Ecco, allora saluti Sandro, prendi tutte, grazie alla cantinetta del Borgo e buon 2015, passai l'ultimo anno che podeis e si insicurca anche noi lo fasarin. Allora, Giovanni Grisone, il Maestri, Omar, Mandi, Mauro Tonino, Andrea Tomasin, Max Potter, Massimiliano Deliso, grazie a tutti, Mandi, buon 2015 di Osteria TV. E sempre Furlan. Musica.
le ciccioli, Silvano, Chico Buarque de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Peggio per te, bada badi bada bada bam bam bam.